Svolta nell'omicidio di Roman Stefan Mihai, il cittadino romeno ucciso a marzo 2023 in strada a Roma, nella zona tra Ponte Mammolo e Casal de' Pazzi. I carabinieri della compagnia Montesacro hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della procura che dispone la custodia cautelare in carcere per 3 uomini accusati in concorso e a vario titolo di omicidio aggravato. La vittima, l'8 marzo 2023, venne raggiunta in via Selmi da 2 uomini a bordo di una moto di grossa cilindrata, uno dei quali esplose 2 colpi di pistola raggiungendolo mortalmente al torace e a un fianco. Le indagini condotte dai militari del nucleo operativo della compagnia di Roma Montesacro nel periodo compreso tra marzo e novembre 2023 hanno consentito, attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché dall'esame dei tabulati telefonici e dai servizi di osservazione, pedinamento e controllo, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di un 27enne ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio, con vari precedenti, attualmente detenuto in carcere, appartenente a una famiglia di etnia rom dimorante presso l'insediamento abusivo di Ponte Mammolo. Individuato anche il conducente della moto usata per l'agguato, un 37enne romano con precedenti, ingaggiato appositamente per la sua capacità di guidare mezzi di grossa cilindrata. Le immagini di videosorveglianza l'avevano ripreso mentre sfrecciava negli attimi precedenti l'agguato insieme al complice, entrambi vestiti di nero con tute e caschi integrali. Infine, il terzo arrestato è, secondo gli inquirenti, quello che ha garantito la presenza della vittima sul posto. Si tratta di un 29enne italiano incensurato che avrebbe fatto da specchiettista. Alla base dell'omicidio sembrerebbe esserci un vecchio litigio tra alcuni dei membri della famiglia del 27enne e la vittima che ha portato continui dissidi e rancori.